calci e giri. Se cade uno lo rialza, niente scuse né sospiri. Dalton spara, rete che... Benvenuti, ultima giornata di campionato tra Mezzo Lombardo e Virtus Padova. Vediamo. Buonasera a tutti, la partita è iniziata da 1 minuto e mezzo circa. Primo canestro per noi, 2-0. Tiro di Ziller, rimbalzo di Carli. Buon inizio da parte nostra comunque. Fallo Carli, primo fallo della partita. Come dicevamo è l'ultima partita del campionato, di questo girone di eccellenza. La partita è fra Rotaliana Basket e Virtus Padova. Ci sono 2 tiri liberi a favore Rotaliana, sulla lunetta Andrea Cela, sbaglia il primo. Purtroppo sbagliato anche il secondo. Ottimo contropiede, canestro di Dalmonego. Purtroppo già il secondo fallo per Jacopo Carli. Quindi va in panchina, sostituito da Nuresi. Mette il primo tiro da 3 Padova, che quindi si riavvicina. Bene, dobbiamo fare senza il punteggio perché c'è qualche problema col sito sul quale ci appoggiamo. 4-3 Rotaliana, manovra Padova. Intanto un saluto, l'ultima giornata di campionato qui da Mezzo Lombardo fra Virtus Padova e Rotaliana Basket. Qui vicino a me Gianfranco Anfora al commento tecnico. Come diceva già, 2 falli per Carli che ha dovuto lasciare il campo. Padova sicuramente squadra ben attrezzata, ha fatto un bel girone di ritorno, si è portata nelle zone alte della classifica, attualmente è al 5° posto, ovviamente tra le fila padovane il rammarico di non aver trovato un posto un po' più in alto, un 4° posto, un 3° posto che era sicuramente alla portata. Sicuramente il 4° dei cugini dell'altra squadra di Padova, avendo perso il derby, sicuramente non fa piacere essere lì sotto. Probabilmente possono arrivare anche a pari merito e restare dietro magari solo per gli scontri diretti. E la formula com'è? Scusa, non la ricordo. Non la so. Domanda proprio.
Allora, sul regolamento inizio campionato c'era scritto che verrà comunicato quante squadre entreranno, quindi io non so se sono 4, 6 o più, però insomma probabilmente saranno 4 le squadre che prenderanno. Intanto un'ottima bomba, un tiro preso da Andrea Cela che ci riporta in parità. Scusate, ero andato. Intanto liberi per Nuresi. 7-7 il risultato. Non trovo il tuo microfono. Proviamo così, ma non so se Funziona? prova. Si sente la mia voce? Proviamo così, vediamo cosa ne esce oggi. Ultima giornata, imperri anche le apparecchiature. Vediamo se nel corso della partita riusciamo a ripristinare anche il tabellone. No, ancora no, va bene. Nuresi
prova la penetrazione, non riesce a portare a casa i 2 punti. Intanto dall'altra parte Padova perde la maniglia quando le cose si fanno interessanti. Riparte Nuresi. Padova è reduce dalla vittoria nel recupero di campionato contro, non mi ricordo la squadra contro cui hanno giocato. Comunque una buona vittoria per i ragazzi di Padova che erano partiti in svantaggio di qualche punto. Intanto Trivellato va dentro, Grazie alle nostre scarpe. No, gliel'hanno portate da Padova. Piccolo siparietto, Jacopo Trivellato ha dimenticato le scarpe a casa. Abbiamo provato a procurargliene, ma poi qualcuno, un angelo da Padova, ha fatto il miracolo. In 2 ore è arrivato alla palestra di Mezzolombardo a consegnargli le sue scarpe per poter giocare la partita. Intanto dal Monego in lunetta. Sì, un occhio alla gara. Finora stiamo sfruttando bene le ripartenze, transizioni veloci dei mezzi contropiede con cui abbiamo trovato dei buoni tiri, compreso questo che ci ha portato un fallo da sfruttare in lunetta. 0 su 2 però di Dal Monego. Fuori misura il passaggio per Trivellato. Strigliata del coach per la palla persa, effettivamente un po' troppo di fretta, ha voluto andare subito in profondità, ma è andata troppo in profondità. Sì. Frenez intanto si è iscritto alla gara, rimessa Rotaliana in zona d'attacco, viene Nuresi a prenderla, va da Frenez che pesca Ziller sotto canestro. Carli viene chiuso in un sandwich, andrà in lunetta con 2 liberi. Carli in lunetta. Intanto 9-10 per Padova, 3:55 da giocare. Sbaglia il libero Carli. A segno il secondo. Riparte Padova. Scarico nell'angolo. Buona, ottimo assist. Ottimo taglio per poi ricevere un bell'assist. È stato una buona collaborazione in attacco. Intanto Nuresi imposta da Carli, prova ad andare sotto canestro, poi arriva Ziller ad Armanforte, scarica su Filati, viene a prendere la Nuresi, la spara lui, non prende il ferro, ma troppa fretta ancora per Padova, intercetta Nuresi che nel frattempo stava rientrando in difesa. Punta Trivellato, poi la cede a Frenez, dentro per Carli, prova a lavorare in post e trova il canestro. Carli, un po' di sportellate. Bene così. 12-12. Un'altra persa, non sarà contento. No, non è una persa, scusate, è rimessa laterale. Manovra Padova da 3, fuori misura, ma c'è il lungo che lotta con Pilati, mette il canestro e porta a casa anche il fallo. Sì, difficile fare il tagliafuori su questo avversario che ha già preso tanti rimbalzi in attacco, non è il primo. Penso
Adesso ci sono due ragazzi, non ho qua la lista, credo sia Dennis Namasco, nei primi 10 fra i cannonieri di tutto il campionato, quindi sicuramente giocatore interessante, come tanti ne abbiamo visti durante questo campionato, che oggi scrive la parola fine alla regular season. Magnocavallo, ampie rotazioni oggi con tutto il roster. No, non è. Via venuti. Rimessa Anfora per Frenes, mette i piedi a posto da 3. Buon tiro, un peccato. filo corto. Intanto manovra Padova. Entra, scarica, prova a rientrare, Dal Monego la tocca, riparte Dal Monego. Ziller gliela toccano, torna nelle mani del Dalton, la spara da 3. Non va. Tira giù il rimbalzo livellato, dà l'assist, subisce il fallo, andrà in unità con 2 liberi. Esce Ziller, entra Pilati. 12-14, meno 2 e in lunetta Padova. Intanto la Tezenis ha perso da Victoria Basket e Salzano ha vinto 82-51 in contromestre. La Reyer sta vincendo 49 contro Riviera e via via tutte le altre. Si finisce oggi gliela toccano a Frenes. La ritoccano. 15-12 il risultato. Buona iniziativa di Dal Monego, il flotter, e recupera anche palla. Ancora canestro. 4 in fila del Dalton. Torna meno 1 Rotaliana. Provano sempre questo lancio lungo, Sì, Gian. sempre. In maniera un po' imprecisa finora, però. Namasco intanto non riesce a fare canestro e dovrà andare a trovarsi 2 punticini in lunetta. Sbaglia il primo. Sbaglia anche il secondo. Anfora tira giù il rimbalzo, fa valere le sue lunghe leve. Poi Carli, Frenes, imposta Anfora, la tocca con 2 mani. Aveva pensato anche al tiro, secondo me. Sì, infatti. Un attimino gli era passato per la mente, ha raccolto e poi ha cambiato idea. Si riparte. Parte Padova. Frenes si contrappone. Siamo in bonus, quindi ci saranno 2 tiri. Si scatta il fallo, 54 secondi da giocare, 16-15. Sbaglio il primo. Anche gli avversari abbastanza imprecisi, sia dalla lunetta che su altre situazioni, e quindi rimaniamo in equilibrio. Corto anche il secondo, ma Namasco è lì. 2 volte sbaglia l'appoggio, buona la difesa di Rotaliana, hanno rotto le scatole, andrà in lunetta Dalton. Intra per Entaler.
fallo di Lorenzo Barbieri. Intanto il mattatore è Dalton Dalmonego con 9 punti. 46 al termine, secondo tiro libero per Dalton. Non riesce a prendere il rimbalzo, ma Dalton rapina. Pen, ancora canestro. 11 del Dalton in doppia cifra, l'unico. Adesso prova ad andare a rubarla anche a Trivellato, fa fallo, si va in lunetta. È il secondo di Andrea. Indreinella aveva giocato anche in quel di Padova dall'altra sponda, mettendo un libero, e anche a Bassano, contro Bassano, facendo una tripla, quindi Nella anche confidenza col canestro in under 15 eccellenza, lui che è under 14 di belle speranze. Livellato sbaglia il primo filo corto, forse 5 errori consecutivi degli avversari. Sbaglia anche il secondo, però prende il suo rimbalzo, sbaglia di nuovo, prende di nuovo il rimbalzo, sbaglia di nuovo Namasco, fallo. Una tonnara sotto canestro, c'erano mani ovunque. Adesso è Namasco che andrà in lunetta, sembra la finale della partita e la finale del primo quarto, ci sono 80 liberi, si gioca un secondo e si tirano liberi. 19-15 il risultato. Lo tira non conventional Namasco, tira una tabellata clamorosa, un missile al tabellone e la palla entra. Sbaglia il secondo, Innella, Carli. Anfora. Toccata da Padova. 14-07 al termine. 11 sul cronometro dei 24. Giusto. Non può andare fino in fondo Rotaliana. Manovra. Se lo prende Anfora il tiro e risponde con la tabellata. Un fallo inutile purtroppo di Perenthaler che porta gli avversari in lunetta. 22-16 a... Sulla sirena riesce a fare fallo. Succede. Si chiede sempre tantissima intensità ai ragazzi. Succede per carità. E ogni tanto la foga è più di quella che serve. Pian pianino si smalizieranno anche queste cose col crescere sui parquet di tutta Europa. Ma perché di Europa? Del mondo, direi. Si vuole mettere qualcosina sul cronometro? Sì. Intanto Namasco è pronto a tirare i liberi. 22-16, buon primo quarto Rotaliana. Ottimo direi. Anche perché questa Padova non è sicuramente una squadra che va in gita, diciamo. No, infatti credo di aver capito insieme a te che per loro è una partita comunque importante, insomma, 2 punti da... Credo che vogliono andare a prendere i cugini quantomeno per una questione di supremazia cittadina. Trivellato rapina il droid e poi spara, ma non entra. Adesso vediamo un attimo.
sistemare. Con la sua intanto più due rimbalzi per Peccato che uno gli ha regalato. sì, no, Questo è un dettaglio. però No, no, è fortissimo il è incredibile. Si vede che non faceva il portiere, perché c'ha quell'equilibrio il momento di quando saltare alla massima, cioè non fa tagliare fuori, salta. Sì, no, sapeva già dove andava, sapeva già dove arrivare. Almeno qualcosa è servito dai 3, 4, 5 anni dei portieri. No, nel senso, in effetti, quando ha deciso di fare basket, dal calcio, voglio dire, beh dai, almeno, prima prendeva con le mani 3/4, adesso la riprende di nuovo con le mani. Dopo, scarso da far paura, perché non tira mai perché non ha fiducia di tirare. E anche finché c'è il fisico un po' meglio, scusa, appena più grande degli altri, in questo momento fa la differenza. Quando però poi dopo si alzano con gli altri, è la tecnica. Ci siamo. Riusciamo anche a sistemare, pian pianino sistemiamo tutto. Ricominciamo dal +6 per noi e recuperiamo una palla su pressione difensiva. Buon canestro di Carli, spalle a canestro. Dall'altra parte risponde Padova, ritmi sempre alti. Ok, sistemato anche il tabellone. Sali, sali. De Preto trova un buon pallone, non riesce a... Peccato, era una buona conclusione. Prova a recuperare, commette fallo. Si riparte Padova. Per adesso già una bella partita. Sì, una bella partita, stiamo lottando ad armi pari. Bel canestro di Padova, ostacolato da Carli, non riesce a contenerlo. Gela si gira, trova un muro, si lamenta poco l'arbitro. E prende un tecnico purtroppo. Tecnico per Andrea Gela. Scusate, sorridiamo per le indicazioni del coach di Padova. Lunetta, segno -3. Cambio intanto per Rotaliana. Siamo riusciti a ripristinare la grafica, ma se la rovescia, c'ho la Padova in casa e Rotaliana in trasferta, vabbè dai. Vabbè, capiremo, sì, dai. Ancora fondo, rimessa dal fondo per noi. Proviamo il nostro schema.
Da 2 purtroppo, ma buon canestro. Buon momento di forma di Dal Monaco. Intanto una strage sotto canestro. Partiamo in contropiede immediatamente. Grande lancio, grande assist baseball di Nuresi. Hanno pensato la riga sulla rimessa forse? Direi di sì. Errorino di Padova, è un buon momento che si può fare un parzialino e andare. Vediamo. Tutto a posto. Proviamo un doppio blocco per un'uscita. Non capisco perché 14, ma comunque è lo stesso. Bella si fa largo, porta a 9 punti di vantaggio. Bellissimo taglio, sbaglia l'appoggio a canestro, poi Dal Monaco non riesce a possessarsi del pallone. Tirano fuori un canestro un po' fortunoso. C'è la da 3. Generoso De Pretto, non riesce a tenerla in campo. Intanto siamo arrivati a 30-23, 7:40 da giocare. Rimessa Padova, pressa alto, alta Rotaliana, quasi esce dal campo, poi riesce a correre, siamo nell'area avversaria, entra spingendo Dal Monaco, si piazza De Pretto con le gambe un po' larghe. Ah sì, commette fallo. Lo blocca in qualche maniera De Pretto. Secondo di Droid. Sicuramente non voleva fare fallo, era lì piazzato coi piedi. Però alcuni succedono. Buona penetrazione. Troppo facile questa penetrazione, senza aiuto dal lato debole, questo è piuttosto grave. L'area era completamente vuota. Se la trova De Pretto, che viene fermato fallosamente. Intanto tornano Namasco e Trivellato. De Pretto in lunetta. Più 5 Rotaliana. De Pretto mette il primo. Tabellata anche di Droid. Ormai vale tutto. Non c'è scritto da nessuna parte che non bisogna usare il tabellone. Esatto. Sbaglia il secondo. Dall'altra parte buono scarico. Sono molto bravi queste penetrazioni sul fondo e scarichi in mezzo l'area. Sì, hanno un gioco col taglio sul fondo, poi Sì. o hanno spazio e fanno canestro o scaricano fuori. Nuresi, filo corto, l'appoggio al ferro, non buona azione però di Nuresi, passi intanto. È persa per Padova. Parte Nuresi, rischia i passi sulla frenata, poi Dal Monaco non trova il canestro. Peccato, ottima Sulla di Filler, iniziativa. rimessa Rotaliana. Sei minuti e 30, 31-27. Attaccacela. Filo lungo. Fa girare Padova, livellato, scarica di nuovo. Passi.
Questi li ho visti anch'io, esatto. Li ho chiamati da tifoso, scusate. Questi li avevo visti anch'io in partenza, che non sono proprio un fulmine nelle ripari. Ormai sei un esperto, direi. Riparte Nuresi. Manovra Cela. Rivellato si oppone, poi viene Ancora che la tende ad Almonego, fuori di nuovo per... Presa. No, non vuole entrare, peccato. Dall'altra parte invece una buona collaborazione. Time out. Siamo ancora a più 4. Le due le parti. 31-27, 5:36 da giocare. Finisce il minutino, vediamo un po' cosa hanno, usciranno da questo time out le due squadre. Riparte Rotaliana, qualche cambio, esce Cela, entra Carli, esce De Pretto per Ziller, se non erro. Sì, credo di sì. Ziller pressata, la Virtus. Esce bene Rotaliana dal pressing, viene a prendere la Ancora, va in posta Carli. Se la gioca a spalla a canestro. Un passo in più doveva fare. Sì. Buon recupero di Stiller, contropiede. Che va da Alto, da 3. Sì. Mette Dalton. Ancora un errore di Padova in ripartenza, molto imprecisi oggi. Sì, stranamente imprecisi. Io non ho visto la gara d'andata, ma 4-5 palloni così. La gara d'andata ci avevano ucciso con 3 triple in fila nel terzo quarto, avevano chiuso la partita così. Ostacolato dal Monaco, non riesce a trovare il canestro, poi vediamo che fallo è per Andrea. fa fallo su Rivellato. Esce Dalton, entra Droid, Secondo. Cambia un po' la disposizione tattica della squadra, Cavallo con questo cambio. Qualche centimetro e chilo in più per noi. Rivellato va da Namasco che la gira molto bene, il giro palla lunghissimo, il tiro controllato da Ancora che fa girare, poi Nuresi imposta Stiller che gliela Tiro da rende, 3. tocca il tabellone, non ha la stessa sorte del tiro di Ancora del primo tempo. Nuresi intercetta di piede, ottimo intercetto anche se non è riuscito a controllare il pallone. Anche rotto sicuramente il gioco di Padova, mi piace giocare veloce a Padova, andare subito in superiorità numerica sul rientro degli avversari. Ma è anche la nostra disponibilità ad aggredire, a difendere alti, che
ha causato un po' di errori. Damasco entra, si lamenta, ma tutto regolare. Nuresi, veramente tutti d'accordo, arriva fino in fondo, ne appoggia 2, porta a più 5 Rotaliana. Damasco ancora si lamenta con l'arbitro, non fischia. Carli riesce male o gliel'hanno toccata? Sì. Non ho visto. Ma appunto la nostra difesa molto alta costringe ad alcuni errori gli avversari. Sì, un po' è il loro gioco, messi un po' in difficoltà dal pressing, dal difendere alto. Qualche errore ci scappa, poi qualche canestro invece se lo sono portati a casa agevolmente. Però tutto sommato direi che per adesso va bene così. Direi di sì. Ora Carli va dentro, scarica fuori su Cela, la fa girare su Nudesi. Tira Nudesi. Buon tiro. Raggiungiamo il massimo vantaggio, più 10. Più 10 Rotaliana, penso che non si vedeva dai tempi degli Aquilotti. Contropiede di Ziller, più 12. Mette giù anche il Ziller. Il contropiede, Padova in difficoltà in questo momento. Si prende anche uno sfondo Droid. Direi che l'avversario voleva entrare di spalla e ottimo Alessandro in difesa. Ha un po' esagerato nel dare la spallata, non era fluida la corsa, si è proprio abbassato con la spalla. È stato un po' pollo perché sennò prendeva fallo. Ma fa parte sempre della malizia che questi ragazzi devono 14, sviluppare. 15 anni è anche giusto che non ci sia. Nuresi, sicuramente un finale di campionato in crescendo per Nuresi. Viene fischiato il passi, è sempre un po' al limite sulla frenata. Sì, è sulla frenata che hanno fischiato passi, esatto, sulla scivolata del piede perno. Se il perno non resta dov'è, ce lo possono fischiare. È una lotta rusticana fra Damasco e De Preto. Giustamente, è bello vedere, sempre corretta ovviamente. Il loro numero 31, il loro lungo, ho dimenticato il suo nome. Damasco, scusami. Sfrutta la sua forza fisica. Prima ha commesso sfondamento, adesso invece è arrivato fino in fondo. Sbaglia il primo libero, però non una gran serata di liberi. E alla fine ha ragione De Preto che si prende anche il rimbalzo. Lo stoppa Damasco. Doppio blocco, palla Nuresi. Stiller, arriva Prenez. Si arresta, tira, non entra. E la tocca Stiller, gli dà la manatina. Fa finta poi dice no, non è vero. A quel punto era meglio lasciare stare. O si lascia stare o si, tra virgolette, stacca il braccio. Come si dice in gergo che non è. Che no, senza alcuna violenza, per carità. Fare un intervento in modo che non possa segnare canestro. Intervento più deciso. Perché il tocchetto sulla mano non cambia le sorti del pallone, del tiro. E causa un fallo e un tiro aggiuntivo. Torna sotto la doppia cifra di svantaggio Padova. Prenez, manovra lui. Dal Monego. Cela.
Altro buon tiro. L'Alto vuole farsi ricordare in questo campionato. Non so quant'è. Si fa spazio di forza, esclusivamente di forza, anche con poca tecnica, diciamo. Implacabile dal Monaco. Vuole andare su Mister Hope questa settimana. Non so Dan se segui il profilo di Mister Hope. No, non lo seguo. È il riferimento dei giovani cestisti italiani. Poiché per i giovani cestisti non sono tra Sì, quelli. tu non c'entri niente con i giovani cestisti. No. Ma... Vabbè, comunque hai anche un figlio. Ma sono sicuro che lui lo segue. Che ti riporta in questo mondo di gioventù. No, e segnala, insomma, quando ci sono prestazioni particolarmente brillanti. Solito movimento degli avversari. Dovremmo mettere un po' una contromisura a queste soluzioni. Si sono perso un po' di punti qua, Finisce il primo tempo, Rotaliana più 8. 38-46. Tutto molto bello. Vi lasciamo un po' con gli sponsor. Yeah, yeah, yeah. 40k ogni giorno frate, zaino in spalla, scarpe al nodo, Rotaliana, scritto in testa, sto sognando a palle in moto. 14 anni, zero scuse, bus delle 7, mani chiuse, quarto playmaker, apro le chiuse, vedo corridoi dove gli altri vedo mura diffuse, campo freddo, palleggio sul gelo, linee sul parquet, tipo mappa del cielo, coach che urla, usa il cervello, io rispondo con un pass, tutto il palazzetto in duello, maglia larga, cuore stretto, tabellone rotto ma mira perfetta, compagni che corrono di fretta, io rallento il tempo, tripla in testa. Playmaker in Rotaliana, ogni azione sembra un film, una trama, 40 chilometri di strada, per sentire che la vita qui si impara. Playmaker in Rotaliana, se cade la mano rialzo l'anima, elite dura ma non scappo dalla lama, fino all'ultimo possesso stessa fiamma. Quest'anno elite, altro ritmo, corpi più grossi, fischio più fitto, mani in faccia, contatto stretto, mi mandano a terra, mi rialzo zitto, tabellone dice troppi errori, io ci leggo nuovi colori, sanguino ginocchia, bruciano i polmoni, ma sento crescere muscoli e decisioni, ultimi due, siamo sotto di 3, tutti han paura, la palla è da me, finta di penetrazione, li porto giù nel grafico, scarico nell'angolo, swish, boato magico, magari non segno io ma creo il varco, vedo linee invisibili, è come un parco dove il sogno corre forte, oltre il voto in pagella, ogni giocata è promessa, tenuta una stella. Playmaker in Rotaliana, ogni azione sembra un film, una trama, 40 chilometri di strada, per sentire che la vita qui si impara. Playmaker in Rotaliana, se cade la mano rialzo l'anima, elite dura ma non scappo dalla lama, fino all'ultimo possesso stessa fiamma. Mamma dice torna presto, io rispondo ancora un gesto, un assist, un taglio, un arresto, qui capisco chi sono davvero, non per scherzo. Quando il pullman corre al buio guardo fuori, i fari fan canestro sui rumori, penso alle partite più dure, ai dolori, e sorrido perché so che sono miei quei sudori. Playmaker in Rotaliana, ogni azione sembra un film, una trama, 40 chilometri di strada, per sentire che la vita qui si impara. Playmaker in Rotaliana, se cade la mano rialzo l'anima, elite dura ma non scappo dalla lama, fino all'ultimo possesso stessa fiamma.
Sì. Era muta questa prima parte di quarto. Quanto tempo? Nel terzo quarto l'abbiamo parlato per io e te, Gian. Abbiamo detto delle cose eccezionali, fondamentali, Che avrebbero cambiato la sorte del mondo, invece delle telecronache. ce le siamo bevute io e lui, così, in simpatia. Bene, allora ricapitolando, 54-55 per Padova, che è rientrata e ha messo la testa avanti in questi primi 4 minuti e mezzo di gioco del terzo quarto. 4 falli per De Pretto, 3 falli per Dal Monego. Sì. 3 anche per Frenez. Si riparte dal fondo, torna dentro Dalton. Dalton autore di 24 punti, 11 per Nuresi, 7 per Carli, 6 per Cela, 4 per Ziller e 3 per Anfora. Cela dal Monego, anticipa Carli, scarica per Ziller che la prova da 3. Non entra il tiro di Ziller, riparte Padova. Damasco scarica fuori. Bel movimento, gran canestro. Ziller, Cela da 3. Rispondiamo subito. La mette Cela e ripareggia la partita. Si torna lì tutti insieme appassionatamente a 57-57. Anfora prova a tenere Trivellato che va dentro e appoggia altri 2 punti. Carli, Anfora se la sente subito. Botta risposta da una parte e dall'altra, 59-59. Rischiano la persa. Anfora. Fallo del numero 31. Nel cercare di ostacolare la ripartenza mette fallo. Riparte Ziller per Dal Monego. Anfora, Cela, piedi a posto, la spara da 3. Entra tutto adesso. Grande reazione Rotaliana. Diciamo che gli attacchi stanno avendo decisamente sopravvento sulle difese. Intanto il Dalton ci ha preso gusto a far vedere i muscoli. Muscoli che non abbiamo. Cerchiamo di far vedere. Ma li fa vedere quei pochi che ci sono. Entra intanto Nuresi, buona l'impatto sulla partita di Anfora. Sta dando il suo contributo con 5 punti. Ottimo uscendo dalla panchina. Dal Monego realizza l'aggiuntivo. Ziller prova a contenere Damasco. Si lamenta Magnocavallo di una portata. Carli. Arriva Trivellato. Va dentro. Poi la butta fuori. Ma adesso entra tutto. Ziller. Viene Nuresi. Dalton. Peccato. Interrompe la catena di canestri da una parte e dall'altra. Fa girare Padova.
Dal Monego prova a contenere l'81, tira giù il rimbalzo Nuresi e riceve il tecnico, il numero 31 per lamentele. Penso che sia il quarto fallo. Non buone notizie. Cela, tira lui il tecnico, lo realizza, Più 3. più 3 Rotaliana. Adesso si sente Nuresi, Cela, gliela rubano. Subito fatto il fallo. È bonus, quindi si andrà a tirare liberi. Sono 2 minuti e 21 da giocare, 66-63. 2 liberi per Padova. Perdere non fa piacere a nessuno. Entra per Entaler per Cela. Due liberi. Sbaglia il primo. Giornataccia ai liberi per Padova. Ne hanno tirati veramente una caterba. Per fortuna per noi, perché sarebbero a 90 punti se avessero fatto tutti i liberi. Sbaglia anche il secondo, ma c'è lì Namasco che converte. I 2 punti. Intanto Nuresi dal Monego subisce il fallo, liberi. Dal Monego in lunetta. Stanno tirando veramente tanti liberi, Gian. Gli arbitri hanno un metro abbastanza fiscale che... Fiscale abbastanza, è molto omogeneo, insomma. Sì, sia da una parte e dall'altra, quindi vengono fischiati i contatti sotto canestro e questo genera un bel po' di liberi. Sbaglia il secondo Dalton, riparte Padova, più 2 Rotaliana, 2 minuti da giocare. Carli gliela chiama Nuresi, viene stoppato. È difficile andare a tirare in faccia. Si è trovato contro Namasco al quale cede, penso, più di 10 centimetri. Dal Monego. Più 4 Rotaliana, 1 minuto e 44 di questo terzo quarto. Bene così anche questo, Gian, finora. 3 secondi. Non si vedeva da tanto tempo, in frazione di 3 secondi. Qualche lamentela del coach di Padova nei confronti dell'arbitro. Giulio Ziller sbaglia la... Infrazione di palla portata. Sì, ha fatto qualche passo. Si è preoccupato più di spingere con la spalla che di palleggiare e direi che la chiamata era giusta. Ha fischiato, si lamenta per l'accompagnata al coach di Padova, ma in realtà è il suo giocatore che si è preoccupato più di dare una spallata che di palleggiare, non viceversa. Non è che l'ha ricevuta. Intanto va dentro Carli. Questo era anche fallo, secondo me. Ne mette 2, un po' influenzato forse dal coach di Padova. Sì.
Ma va bene così, è riuscito. Spinge chiaramente il difensore Giulio Ziller, che stava difendendo la grande. Lo sta. Non riesce. Non rie- Tecnico. Perché? Bisogna rimanere calmi perché siamo avanti, abbiamo un minuto da giocare nel terzo quarto. A noi sicuramente il nervosismo non fa comodo. Adesso Tanto abbiamo Nuresi questo piccolo vantaggio del lungo in panchina. dal Monego. Peccato. Se entrava questa era festa. Riparte Padova. Beh, è andato in panchina, penso che si è anche gravato di falli. Ormai è nato Nara, ci sono mani dappertutto. Si lamenta Carli. Adesso non si fischia più niente. (24 secondi). Tira giù il rimbalzo Nuresi. Deve passare il 15 centrocampo. al termine. Si può andare fino in fondo, non c'è più il 24. Dal Monego, Perentaler. Va dentro da Carli. Perentaler. Dal Monego arriva sotto canestro, prova a tirare, ma andrà in lunetta con 2 liberi. Ottimo fallo. Più 6, 2 secondi e in lunetta. Direi che la situazione è buona da Gian. Sì, da sfruttare bene. Importantissimo. Un non po' di fare fallo, nervosismo in quel di Padova. Sbaglia il primo Dalton. poi. Il ferro è durissimo su quel lato, quindi bisogna essere molto precisi. Sbaglia anche il secondo. Provano da lontanissimo. La controlla Perentaler. Finisce il terzo quarto con Rotaliana a 71 e... Ma come 67? Così segna il tabellone elettronico. Era a 65 da molto tempo. Non so se si sono dimenticati, non so cosa sta combinando Rallo. Siamo fiduciosi. Che ci tiene indietro di 2 punti, poi ce li ficca su così. E noi pensiamo di essere con un più 6, invece ci troviamo con un più 4. Va bene anche il più 4 comunque per... Perché è molto sensibile quello lì, mi tira dentro l'audio. Tutto pronto per rientrare, per riprendere, scusate. Rimessa, si riparte con Dal Monego a fare la rimessa. Ultimi 10 minuti di fuoco sul più 4 Rotaliana. Parte Nuresi, Cela, Dal Monego, Cela. Peccato. Colpo subito da Cela sulla ripartenza di Padova, penso una gomitata. Non si
No, io vedo che a me sembra che sia tutto funzionante, poi mi dicono che non funziona l'audio. Lascia il campo Cela. Parte Frenez. Ziller manovra, Carli se la deve vedere con Trivellato, prova a disorientarlo, va dentro, vuole lo stesso il canestro, poi fa fallo. Vediamo che fallo è Carli. Terzo, ne aveva fatti 2 nel primo quarto, poi si è un po' limitato. Erano riusciti a limitare, poi Carli rischia, voleva partire ai 100 all'ora, la dà Nuresi, scarica fuori per Dalmonego, nel traffico, Frenez da 3, prende il rimbalzo Carli, Tagliare. Nuresi, Dalmonego, la butta per aria, Dalmonego. E subisce anche fallo. Più 6 Rotaliana, è di nuovo il momento di De Pretto, lascia il campo Carli. Speriamo non finisca prima del dovere, del dovuto la sua partita. È gravato di 4 falli De Pretto. E qua il fallo l'ha quasi subito. Padova dall'altra parte, Trivellato prova ad andare dentro. Gran canestro. Dalmonego, ma De Pretto, Stiller, Nuresi, prova a spararla da 3, lunga, Frenez, la aggiusta lui, 75-69, più 6 Rotaliana, prova a spararla da 2, lunga, fuori, bella penetrazione, va circa, torna fuori da Trivellato che la spara da 3. Gli avversari giocano quasi esclusivamente per Trivellato, non essendoci un campo lungo, quindi bisognerebbe Limitare lui. limitarlo il più possibile. Nuresi, De Pretto, Nuresi, De Pretto, Dalmonego, niente, non entra, prima entrava tutto, adesso non entra niente, peccato. Vediamo. L'81 prova ad andare dentro, stoppato, tentativo di stoppata di Nuresi. Fallo di Andrea forse? Non so se il fallo l'ha fatto Dalmonego o Nuresi. Forse Dalmonego. Infatti, dal cambio sembrerebbe di sì. 75-72, dice 6 minuti e 53 da giocare. In lunetta Padova. Entra e esce. Sbaglia il primo, serataccia ai liberi. Non entra neanche il secondo.
Tira giù il rimbalzo Siller dopo aver lottato, la cede a Carli. Nuresi. Dentro da Carli. Viene a prendere la Nuresi. Tamponato Trivellato, tocca la palla col piede, la butta fuori. Si lamenta il coach. No, o è fallo o arancio, perché l'ha buttata fuori lui col piede. Sì, l'ha toccata, non ha potuto vedere che è stata toccata col piede di Trivellato. Nuresi. Viene a prendersela Frenez, la fa girare su De Pretto. Nuresi. La prova da 3, scheggia il ferro. Siamo già dall'altra parte. Questa volta ha fatto come dici tu, Gian, ha detto provo a staccare il braccio. Anche se lo stesso stava riuscendo a trovare il fondo del canestro. Speriamo... No, non mi sembra che ci siano problemi fisici per... Chiaramente rientra il centro. Rientra Denis Namasco per il finale. De Pretto ritrova il suo antagonista della partita. Sfortunato in questa esecuzione, esce la palla. 77-72 più 5, 6 minuti da giocare. Realizza il secondo. Che se fosse quasi meglio, essendoci Namasco a rimbalzo. Vero, vero. Nuresi. Anfora. Nuresi. Tenere adesso, tenere. Fortunato Namasco. Manovra Rotaliana con Frenez. Prova ad andare dentro. Frenez. Ne appoggia 2. Canestro importante. 79-75, quote siderali per Rotaliana in questo campionato. Dall'altra parte Trivellato fa valere tutta la sua classe. Carli. Risponde Jacopo Carli a Jacopo Trivellato. E adesso di nuovo. Alla fine Namasco si parte dal fondo con 2 punti di vantaggio, 4 minuti e 25 da giocare. Cela. Frenez. Carli. Non riesce a trovare il gioco da 3 dal Monego. Adesso in queste collaborazioni anche noi, penetrazione, scarico, penetrazione del compagno, molto bravi. Il lunetta dal Monego sul 79-81. Adesso
tutti pesano come macigni. Porta a un possesso pieno di vantaggio Rotaliana. Vediamo se riusciremo ad andare. Sfortunato dal Monego nel seconda realizzazione, nel secondo tiro. Tanto il lungo fa anche il play. Lo lasciano solo, in isolamento. Sì. Frenes risponde con la bomba. Valerio Frenes, ottimo il suo apporto dalla panchina. Questa volta non è riuscito il giacchetto a Namasco. Cela andava dentro da Frenes, poi anticipato. Trivellato. La tocca Frenes. Esce De Pretto, entra Ziller. Per questi 3 minuti e 15 che mancano. Bisogna limitare il 31 con le buone o con le cattive. A questo punto è meglio mandarlo in lunetta. Ziller, mi ricordo, ha fatto un partitone. Io direi che c'era anche fallo. Si fa spaventare anche dal Monego, da Namasco. Sbaglia l'appoggio, tira giù il rimbalzo Carli. Frenes. Cela. Vede Dalton. Stoppato da Namasco. Sicuramente un fattore. Partita in parità. E siamo tornati. 2-18. 85-85, 2-18 da giocare. Cardiopalma a mezzo lombardo. Noi abbiamo commesso 3 falli, gli avversari 2. Quindi c'è ancora un po' di margine. Andiamo a vedere. Namasco, siamo a 28 punti. 20 di Trivellato e 14 del numero 43 Frank. Per Rotaliana abbiamo Cella 13, Nurese 13, Dalmonego 32, Frenes 7, Anfora 5, Stiller 4 e Carli 11. Poi abbiamo anche Pietro Cardin, numero 50 a 15 punti e Cuccato a 5 punti. Sicuramente il duo Trivellato Namasco con 48 punti realizzati è l'asse su cui Padova ha impostato non solo questa partita ma probabilmente tutto il campionato. Vedo che manca Fiore, sicuramente l'altro lungo di Padova. Credo che l'assenza si faccia sentire. Cela viene a prendere la Nuresi, mancano 5 secondi, la spara a Nuresi e questo è un buon segno, Gian. Quando entrano queste è un buon segno. È un buon segno, direi. La dea bendata. Vediamo dall'altra parte. Con noi. Taglia fuori Scolastico di Stiller che impedisce l'intervento a Namasco. Bravissimo Giulio Stiller a tenere lontano il lungo avversario dal pallone. Cela, Frenes. Cela.
Entra anche questo, 5-0 Rotaliana. Arriviamo a 90-85. Parziale importante in questo finale di partita. La prova da 3. C'è la tira giù il rimbalzo, poi la cede a Nuresi. Gestire. Meno di 60 secondi. Si gira Cella. Mette un altro canestro, 92-85. 53 secondi da giocare, 3 possessi, Gian. 3 possessi durissimi. La partita non è finita. 7 quindi dobbiamo punti, essere 3 molto possessi. concentrati e lucidi soprattutto a gestire questi possessi. 3 possessi di distacco e 3 possessi da giocare a secondi. Non hanno mai segnato i ragazzi così tanti punti. No, davvero. Ricordiamo, Rotaliana ha una media di poco sopra i 60 punti, ne sta facendo 92 nell'ultima giornata. Potrebbe... Ricordiamo che poi si è organizzato una pasta asciutta per festeggiare la fine di questo campionato, che comunque è stato positivo, direi, per noi, Gian. Certo. Come si vede anche oggi c'è stata una crescita di squadra e dei singoli ragazzi, con degli alti e bassi, con un momento di difficoltà, però poi alla fine quello che conta è quello che stiamo vedendo oggi. A me piace far polemica. Tu a inizio campionato eri un po' scettico, vero? Ma sì, ci sono anche dei rischi a fare questi campionati, dei rischi che abbiamo corso, no? Delle cose Sì, che sono successe, certo. però poi bisogna prendere il meglio di quello che si decide di fare e molte cose positive le stiamo vedendo oggi. Io direi che a conti fatti sicuramente è successo un po' quello che avevi detto tu a inizio campionato, c'è il rischio di perdersi, di disgregarsi, però direi che la squadra poi ha reagito, qualcuno l'abbiamo lasciato sulla strada. Stasera, che è l'ultima, direi che il bilancio è positivo. Tanti ragazzi hanno accettato la sfida e l'hanno, direi, vinta, nonostante le tante sconfitte che ovviamente pesano sul morale, sulla voglia, non danno stimoli nell'allenarsi in palestra. Intanto airball di Padova, perde trivellato, trova il canestro. Attenzione adesso, meno 5 per gli avversari. 87-38 secondi. Di buono c'è che hanno 2 falli e quindi non ci manderanno subito in lunetta e il tempo potrà passare. E noi ne abbiamo uno da spendere, che forse si poteva spendere subito. Sì, forse sì, però dai. Poi è sempre difficile sì, infatti, dire queste cose. Però c'è un falletto da spendere, loro ne devono spendere un paio per mandarci in lunetta. Questo sì, io credo che tenteranno di rubare palla immediatamente, se non ci riescono faranno fallo, cercheranno di spendere subito i falli che ci sono. Bisogna far passare secondi. Bisogna far passare secondi, sì. Sono tantissimi, 38, con 2 possessi non pieni. Non pieni, ma neanche vuoti. 5 punti il divario fra le due squadre in quello che è stata una bella partita dal punteggio alto, con il contributo di tutti, anche questo è importante. Devo dire che è stato fondamentale l'apporto della panchina, che ha portato penso una quindicina di punti abbondanti. Adesso non ho i dati giusti, ma sicuramente l'apporto di Anfora, Frenez a livello di punti è stato importante. Peccato per Enthaler che ha sbagliato quel canestro, che poteva essere altri 2 punticini della panchina. Sì, anche chi non ha fatto canestro ha fatto il suo. Però va bene, insomma, ci sta. Grande rimessa, grande schema sulla rimessa laterale. Sta diventando un must. È la terza volta che riusciamo. Damasco prova ad andare dentro, canestro e fallo. Non è d'accordo Magno Cavallo, cioè più che altro non è che non è d'accordo. Sperava come dice, che impedissimo almeno il canestro. infastidito. 94-89. Sempre più 5.
lo sbaglia apposta, ma tocca solo il tabellone, non il ferro. Non una gran scelta, Gian. No, direi poi. Anche perché non è, dai. non è che Ma no. è riuscito Michael Jordan, credo, e pochi altri. Decidono di non fare fallo. Strano. Bene per noi. Quando lo fanno, Alla fine fa fallo, ma mancano 15 secondi. trascorrono 15 secondi senza fallo. Ottimo per noi. Sì, rimessa Nuresi. Taglia Jacopo. Subisce subito fallo Carli. Non passa un secondo forse. Sì. Di nuovo faranno di nuovo fallo subito. Intanto finta di Nuresi, va da Stiller, torna su da fallo un po' plateale questo. Abbastanza. Quando mancano 6 secondi. Non si aspettava la partenza di Nuresi a razzo. Due punti per bonus. Hanno messo tantissimo a esaurire i falli però, Gian. Sì, infatti non so se è stata una scelta oppure il Mi fatto sa che è abbiamo andata. girato bene Mi sa palla. che è andata. Non lo diciamo ancora. Sbaglia il libero Nuresi. Farne uno sarebbe, non dico la Quasi cassaforte, decisivo. ma quasi. Ma anche time out. Più 6. Servono 2 bombe per portarla all'overtime. In 5,9 In secondi. 5,9 secondi devono tirare, far fallo, non subire i liberi. Insomma, Oddio, si sono anche viste queste cose, ma assai improbabile. bisogna... Chiamo ferro. Il time out l'ha chiamato Padova? Sì. Ah, Magnocavallo non ha più time out, quindi dovrà ripartire dal fondo. Questo un time out poteva essere comodo per ripartire a metà campo. Si profila. Risultato a sorpresa. L'ultima giornata a mezzo lombardo. Con le assenze di entrambi i ragazzi di Riva. De Pretto, padre, è per lo spettacolo. Per il cardiopalma vorrebbe, non diciamo cosa vorrebbe, ma speriamo che non succeda. Grande sportività. No, gli piace nello stomaco avere... A me no, caro Marco. Piace una persa, mi piacerebbe adesso. La tira da 3 a momenti Ed è andata. e la vince Rotaliana, clamoroso a mezzo lombardo, 95-89. Quando meno te lo aspetti, Gian, succede. Sì, no, veramente inaspettato. Battiamo una squadra forte che viene da una società storica molto importante. Battiamo la quinta forza del campionato che ha fatto un gran campionato. Vedete sulle loro magliette 1945, credo che sia la data di fondazione di questa società storica, che quindi rimane per noi una soddisfazione enorme questa vittoria. Sicuramente non saranno contenti. A livello di classifica non cambia nulla. Noi ci prendiamo una soddisfazione. Per loro no, ma loro se ne sono prese tante in questo campionato e speriamo possano prendersene tante altre ancora. Esatto, gli facciamo in bocca al lupo per il proseguio della stagione. Immagino che avranno dei gironi di spareggio. Speriamo che vada tutto bene. Gran partita da entrambi le formazioni, sicuramente qualche rammarico per Padova per i liberi sbagliati.
Rotaliana non ha mai mollato, è sempre stata sul pezzo e l'ha portata a casa con una grande partita. Sì. Sulle ali dell'entusiasmo anche del torneo che abbiamo fatto, forse ci ha dato qualcosa. Sicuramente ha ricompattato il gruppo che si era un po' perso. Chiudere con una vittoria credo che sia il più bel regalo che si fanno questi ragazzi in questo Buon auspicio campionato. per il prossimo anno, dai. Ma a dire la verità c'è ancora da giocare delle Final Four già domani, Altre non delle Final categorie. Four, dei quarti in Under 17 dove tanti nostri ragazzi Under 2011 saranno impegnati. Quindi Quindi per mangiate il tanta pasta. per il campionato Under 15 Eccellenza mi sa che è tutto. Grazie per averci seguito per tutto l'anno. Grazie Gian per il commento tecnico, ringrazio anche Mirko Trapin che tante volte l'ha fatto con me. È stata una bella avventura, adesso facciamo un po' di festa come piace fare a noi. Buonasera a tutti, a presto. Alla prossima!